Questo è un fatto molto grave, per questo ho informato il Ministro degli Esteri, ho fatto un'interpellanza parlamentare per chiedere lumi e soprattutto per aiutare questo nostro concittadino che in condizioni di difficoltà dovrebbe essere aiutato, mentre al contrario vediamo che il governo è molto attento e premuroso ad aiutare tutti quelli che arrivano nel nostro territorio in maniera clandestina. L'onorevole leghista interviene sulla triste vicenda di Giovanni Orti, il 59enne di Salzano, che da giorni staziona con una sedia a sdraio davanti alla sede dell'ambasciata italiana a Santo Domingo, un'ambasciata fantasma visto che la struttura è chiusa dallo scorso 31 dicembre. Giovanni Orti vive nella Repubblica Dominicana dal 2013, di recente però ha perso la casa e qualche giorno fa è stato pure picchiato e rapinato in strada da un gruppo di delinquenti e poi, dopo aver avvisato le forze dell'ordine, è stato addirittura abbandonato dalla polizia locale senza alcun consiglio o aiuto, solo e senza un soldo davanti all'ambasciata chiusa. La sua storia è stata riportata anche da alcuni giornali locali dell'isola caraibica. Ora l'onorevole Prataviera spera che la Farnesina si interessi del caso di Orti. Resta comunque il problema per i turisti che si recano a Santo Domingo. Per loro, in caso di problemi, l'ambasciata più vicina resta quella di Panama. Dal 31 dicembre a Santo Domingo ha chiuso l'ambasciata italiana e un nostro concittadino è di fatto stato abbandonato, così come è stata abbandonata tutta la comunità che abita in quei territori o che va addirittura a passare le vacanze e che in caso disgraziatamente di disgrazia non saprebbe come fare, a chi rivolgersi.